Sì. Sì, vero. Tanto il paesaggio l'abbiamo visto. Allora, le varie fasi di questa guerra del Peloponneso che si sviluppò in Sicilia, ognuno di voi, se vuole, la può andare a approfondire per i fatti suoi, anche perché ci sono diverse congetture, diverse ipotesi, anche su dove accadde poi la fine dell'esercito ateniese qui. Quindi e le varie fasi dove prima erano gli ateniesi nel quartiere più alto Epipoli, là sopra di Siracusa, a occupare quello spazio, poi a immaginare di dominare il Plemmirio e quindi l'ingresso nel porto dall'altra parte. Gli ateniesi pensavano insomma di mettere a soggiogare la resistenza anche per questo accerchiamento, e invece le varie sorti della guerra, anche perché chi difende il proprio territorio ha sempre più ragioni e più testardaggine di chi occupa. I casi della storia sono sempre quelli, che chi vuole difendere il suo territorio alla fine vale il doppio. Quindi che succedeva? Che gli ateniesi da assedianti passavano ad essere assediati e non sapevano più da quale parte scappare. Arrivarono in questa zona e in questa zona già Demostene, che era la retrovia, e come ogni retrovia erano lenti, voi immaginate che gli opliti, che erano i soldati, la fanteria di allora, portavano circa 30 kg, 35 kg addosso, avevano tesori appresso, e man mano che procedevano cominciavano ad abbandonare qualche cosa, no? E anche beni preziosi, tant'è vero che sono questi ritrovamenti delle cosiddette truvature, a truvatura, mio nonno ha trovato, zio ha trovato, e tanti sono diventati ricchi per aver trovato questi tesori degli ateniesi sparsi nel territorio, dentro alberi, sotterrati, perché poi pensavano di ritornare a prenderli. Demostene fu il primo a cadere. Niscia non sapeva che era caduto, continua, cerca di accedere a Ibla, di chiedere aiuto agli antichi abitanti di Avola, che erano collegati a questo nome Ibla, e Ibla rifiuta accoglienza, e loro, che pensavano di salire verso Acre, non ci riuscirono. Allora dice andiamo lungo la costa e fuggiamo da questa parte. Niscia è avanti, Demostene viene fatto prigioniero, Niscia è avanti, si accampa vicino a Cozzodrone. Cozzodrone circa 2 giorni, 2 notti sta lì, impiegano circa 8 giorni a fare 25 km, immaginate, 30 km, 35 km furono, perché mentre erano bersagliati ai fianchi dalla guerriglia siracusana, chiamiamola guerriglia, le frecce, le lance tiravano i siracusani, si appostavano nei ponti che conoscevano bene, avevano anche la cavalleria, cosa che non aveva Niscia. Niscia non aveva cavalleria, l'ateniese non l'aveva, quindi erano sottomessi a queste, erano più agili i siracusani, e proseguendo avanti Niscia supera Contrada Mammanelli e poi arriva, qui comincia a dire fu l'Asinaro o fu il fiume successivo, l'Aufi. Gli storici sono un po' che hanno discusso su questo aspetto. Noi sappiamo che Tucidide parla dell'Asinaro, dove circa i 18.000 uomini di Niscia, affamati e assetati, appena videro la possibilità di bere, in forma disordinata si buttarono tutti verso il fiume per bere. Era settembre, settembre, e l'11 settembre del 43 accade qualcosa di fenomenale, come le Anche torri gemelle. allora. Furono le torri gemelle di Niscia. Niscia fu annientato l'esercito, Niscia si arrende. Niscia si arrende a patto che gli viene salvata la vita, e c'è di mezzo Gilippo Spartano che assicura che questo accada, perché i greci avevano sempre un concetto così di salvare il nemico, eccetera, eccetera. I siracusani invece, Ermocrate andò lì alle latomie, furono tutti rinchiusi alle latomie, dove 7.000-8.000 uomini morirono di fame e di sete. Niscia era ammalato di reni, no? Aveva un problema che aveva anche febbre, cercava di rincuorare i suoi in questa condizione di malattia, eppure quindi lui si arrende e gli portano a Demostene e a Niscia il coltello con cui si uccideranno, e quindi non viene onorato l'impegno di far salva la vita, poi quello che avevano detto i siracusani, anche perché non venisse fuori che c'era un accordo che si doveva salvare, eccetera, eccetera. Li ammazzano, i soldati, alcuni si salvano, sapete perché? Perché cominciano a recitare dei versi di Euripide,
chi recitava versi di Euripide si salvava. Questa è una cosa che quanto è bella. A La proposito poesia, la di poesia, Siracusa, no? il teatro, no? I siracusani emettono una moneta nel 413 a.C. coniata da uno che era specialista, Euclidos si chiamava, dove c'è da un lato una quadriga, quindi 4 cavalli e Demetra che poggia un fiore, La dea. un mazzo di fiori verso Nike che vola, c'è grano a terra, La dea della terra. E mettono questa bellissima moneta d'argento che io ho pubblicato in Facebook, una bella moneta che credo di aver avuto in passato e che poi mi hanno rubato, una bella moneta. Questa è la tragedia che si compiva, una guerra di un esercito, immaginate, di 18.000, Tucidide narra gli ulivi che c'erano in questa strada, come ce n'è uno qui selvatico, no? Narra proprio i muri a secco di tempi. Se voi leggete la guerra del Peloponneso di Tucidide, proprio c'è descritto a Il quasi territorio. ogni angolo di questo nostro territorio. Quindi noi abbiamo lì, quello è Monte d'Oro, lì c'era un tempietto sotto la sommità, c'era un tempietto antico, probabilmente c'era qualcosa anche che si vedesse dal mare, chi lo sa, perché questa è come una piattaforma naturale bellissima, no? Qui accanto abbiamo la centrale idroelettrica del Cassibile, costruita all'inizio del Novecento da gente di Canicattini, produttrice di elettricità, attualmente dicono è stata acquisita da Enel Green È riattivata.